stasera Ulisse e l'Ombra vi presenteranno il barbiere. Quando non c'era il barbiere, gli uomini inciampavano nella barba. Fatta venire il barbiere! E il barbiere venne. C'è modo e modo di fare il barbiere. Un barbiere delicato può trasformare un gangster in un divo del cinema, così come un divo del cinema può essere trasformato in un gangster da un cattivo barbiere. La prima qualità di un buon barbiere è quella di adeguarsi alle esigenze dei clienti più diversi. Affatto la prego. Un buon barbiere, inoltre, deve essere fornito di tutto il necessario. Alle francese. Tutto. Con i clienti esigenti bisogna avere pazienza. Fate il piccolo, io torno su. Che bel pupo. Quando viene tuo papà, eh? Ma quello non è mio papà, un signore che mi ha detto vieni che ci facciamo barba e capelli gratis. Per fortuna ci sono ancora le pecore che possono essere tosate da un barbiere fallito. Basta! Qui ci vuole... Cosa? No! E invece sei! E invece no! Sei! No! Urca me, sei! No! Alt, un momento, so io cosa ci vuole per voi. Urca me, il caffè Hag in bustina! Caffè Hag, purissimo caffè senza caffeina, salva il cuore, consente il sonno, non agita i nervi. Al bar esigete caffè Hag nella confezione in bustina. Solo caffè Hag in bustina vi garantisce l'originalità del prodotto. E in casa usate caffè Hag in grani nelle tradizionali confezioni.